Benvenuti. Confagricoltura ha intrapreso un'iniziativa per avvicinare il produttore al consumatore e AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier del Veneto, ha abbracciato questa iniziativa, che consta nel far arrivare a casa di chi lo desidera i prodotti del nostro territorio. Io mi sono rivolto a questa azienda, Dea Rivalta, siamo a Bigolino di Valdobbiadene, siamo quindi nel cuore della denominazione del Cornegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Il vino che ho selezionato è stato questo, si chiama Nero. Nero perché? Perché inizialmente l'azienda pensava di fare un blend tra Glera e Pinot Nero, però alla fine ha vinto il territorio e quindi ci troviamo di fronte a un 100% Glera. È un Martinotti 6 mesi, quindi piuttosto lungo, e quindi alla fine arriviamo con un Brut che è circa sui 7-8 grammi al litro di residuo zuccherino. Proviamo ad assaggiarlo e mentre lo apro vi racconto che questa azienda produce questo vino in circa 3.000 bottiglie, quindi è un prodotto piuttosto di nicchia, e la versione Brut, non dimentichiamolo, è una versione che si fa bere molto facilmente. Qui il terreno è piuttosto di colline moreniche, con qualche pezzi e qualche misto di argilla e di roccia. Ecco qui il Brut di Dea Rivalta. Lo vediamo che scende nel calice molto brillante, lo vediamo già da subito che è brillante, una spuma bella, compatta. Ecco, lo vediamo, il colore è un giallo paglierino piuttosto tenue. Al naso già esprime freschezza, franchezza anche. Ed sì, si sente molto bene soprattutto il glicine, anche il mughetto, e molto bene anche il binomio che identifica la tipologia, quindi mela e pera. Andiamo ad assaggiarlo. Entra in bocca un attacco piuttosto vivace, fresco, piuttosto anche ampio vorrei dire, ed lascia la bocca molto ben pulita. Come potremmo identificarlo? Abbinato a che cosa? Beh, la cosa che mi verrebbe in mente molto facilmente è una bella tartare di gamberi rossi, magari lasciati macerare nel lime, con qualche fetta sottile di avocado e una spruzzatina alla fine di pepe bianco. Provate i prodotti del nostro territorio con Confagricoltura e AIS Veneto. Salute!